Per il Veneto non può esserci futuro senza lavoro, ma soprattutto senza qualità del lavoro. È da questo presupposto che partiranno i quasi 400 delegati attesi al 14° congresso regionale della CISL, in programma a Mogliano tra il 15 e il 16 maggio. Da Mestre, il segretario generale Massimiliano Paglini fa il punto su una situazione economica in chiaroscuro, sospesa tra gli scossoni che agitano lo scenario internazionale e la rivendicazione da parte del governo di un'occupazione mai così alta. La verità è che siamo a livelli di percentuali di disoccupazione bassissime come non si erano mai visti in questo paese, ma sono legati anche alla dinamica demografica. Noi vediamo un'emergenza demografica, cioè abbiamo sempre meno lavoratori a disposizione, tra l'altro che stanno invecchiando e quindi anche con un problema di come si starà nei luoghi di lavoro da qui ai prossimi anni, la sicurezza, le tutele della persona nei luoghi di lavoro. Quindi diciamo che la lettura è sempre ambivalente. Ma che genere di occupazione c'è in Veneto? La domanda sorge spontanea di fronte al continuo esodo di giovani, spesso ad alta specializzazione, soprattutto verso l'estero. Io credo che ci sia una questione legata alla qualità del lavoro che oggi viene offerto, che è un lavoro che troppo spesso è frammentato, è saltuario e noi abbiamo bisogno di dare certezze ai giovani di stare nel lavoro sentendosi partecipi della dimensione aziendale e della dimensione dei luoghi di lavoro pubblici. Per dare futuro al lavoro, sostiene la CISL, bisogna dare spazio ad una di quelle caratteristiche che storicamente, secondo il sindacato, si rivelarono decisive nell'impetuoso sviluppo economico che attraversò il Veneto nei decenni scorsi, la partecipazione dei lavoratori alla vita dell'azienda.